Per il canale Telegram Audio Racconti, L'anello magico, racconti brevi, pensieri minimi, di Davide Sacco, pubblicato nel 2021 da Berica Editrice, narrato da Marcellino Cino Vicari. 28. Giusto due cosine. Avviso ai naviganti maschi. Diffidate di mogli, fidanzate, compagni o amanti. Un poker di categorie giuridicamente differenti, ma identiche nella loro sociale pericolosità, quando per caso la domenica mattina vi dicessero con tono distratto: «Fammi il favore di passare un attimo al supermercato. Giusto due cosine. La lista è sul tavolo». Riassunto. Non commettete l'errore di infilare in tasca la famigerata lista ancora piegata in quattro. Non aspettate ad aprirla solo una volta entrati in negozio, quando sarà ormai troppo tardi, in quel frangente drammatico in cui scoprirete che al confronto l'elenco telefonico degli abbonati di Milano è niente più che un modestissimo bignami. Conclusione: 324 euro di spesa, 45. Meno male che erano due cosine. In città, proprio dietro l'Interspar, ci sono gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Io invece sono ormai a pieno titolo diventato l'Agenzia delle Uscite. Se vuoi ascoltare altro dello stesso autore, leggi il post e clicca su Altro di per andare al menu con tutti i pezzi letti.